Amici della Lega Scuole Superiori, benvenuti al primo match di questa giornata di calcio offerto dal CUN in campo all'Istituto Voltaire contro Tua Scuola, per un match che ci aspetta sicuramente ricco di occasioni. Tua Scuola che è costretta a giocare in 4 uomini per alcune defezioni dell'ultimo minuto. Speriamo che Gatti e compagni riusciranno comunque a mantenere alto l'onore. Gatti batte il calcio d'angolo, il pallone è buono ancora per lui. La risposta di Stivala con i piedi. Allora adesso è Rotili che può andare attaccato da Papa, resiste Rotili, piega le mani a John e questa volta è arrivato il gol di Tua Scuola. 1-0 contro i pronostici, riescono a portare in avanti il risultato. Subito il vantaggio dopo pochissimi istanti dal fischio di inizio. Aspettiamoci una reazione da parte dei ragazzi del Voltaire. Con la conclusione dalla destra di Sinatra, il pallone però si spegne sul fondo, sarà semplice rinvio per Magrucci. Il rinvio di Magrucci all'indirizzo di Gatti, non è preciso però il suo rilancio. Allora si riparte con Stivala, poi Viscardi che tocca verso Di Nicuolo, palla in verticale all'indirizzo di Sinatra che cerca di andare via, non ci riesce, poi Rotili spara un missile con il destro, la palla rischia di essere buona, la tocca corto verso Vigorelli, ancora Gatti, prova ad andare via, vince un rimpallo, Gatti può calciare, lo fa. La risposta questa volta provvidenziale di Stivala che fa subito ripartire i suoi con Papa che fa la 2 finte, il doppio passo, ancora Papa, palla fra le gambe di Magrucci e poi in porta. Che giocata di Papa che porta i suoi ragazzi ancora in parità, 1-1, tutto da rifare. Oh, uno che si fa vedere! Raga, sinistra! Rotili che parte, tocca verso Vigorelli, interviene Sinatra, poi Papa la lascia lì per Viscardi che può calciare, ancora Magrucci, strepitoso questa sera, prova a ripartire ancora Gatti, va via anche 2 avversari. Finisce però il campo, non c'era nessun compagno a dargli una mano. Adesso Rotili che interviene in fase di interdizione, sbagliano poi il triangolo Rotili e Vigorelli, ma è Gatti che cerca di recuperare il pallone che adesso invece è buono per Viscardi, tutto solo Viscardi, la tocca per Sinatra, il pallone arriva fra Vigorelli e Magrucci e si insacca in porta per il 2-1, vantaggio del Voltaire che è riuscito a ribaltare gli avversari. Si fa aiutare da Magrucci, poi Vigorelli, ancora Magrucci, può andare al rinvio. Vigorelli si gira, non è attaccato, adesso sì, allora cerca Rotili, bravissimo però Leone che prova ad andare via, ancora Leone, doppio passo, Leone lascia a terra il portiere e insacca per il 3-1, bellissima giocata di Leone che recupera palla, si fa tutto il campo e va in porta, 3-1. Pallone buono adesso per Vigorelli che può calciare, lo fa e la palla dà un bacino al palo, poi va in rete per il gol del 3-2, accorciano le distanze, solo un gol a separare le 2 squadre, Tua Scuola non è ancora finita e vuole dimostrarlo. Perfetto. Viscardi cerca Papa, lo trova al limite dell'area, ancora Papa può calciare. Magrucci questa volta non può nulla e allora 4-2, ristabilite le 2 lunghezze fra le 2 squadre. Ricomincia a scavare il solco il Voltaire. Vediamo se Tua Scuola riuscirà a trovare le ultime energie di questo primo tempo per cercare perlomeno di accorciare le distanze. Papa non calcia, cerca Leone, tira Leone invece e c'è un altro gol, 5-2. Adesso è un po' sulle gambe Tua Scuola che giustamente in inferiorità numerica non riesce a controbattere le offensive degli avversari. Il Voltaire potrebbe approfittarne e prendere il vantaggio necessario per portare a casa i 3 punti. La sfortuna si abbatte su Sinatra che non riesce a trovare la porta. Duplice fischio, finisce qui un primo tempo ricco di gol e di occasioni da entrambe le parti, 5-2, il risultato maturato nei primi 20 minuti, ma la partita è ancora lunga, quindi aspettiamoci davvero di tutto nella seconda frazione.
Ricomincia il match con il Voltaire che può gestire il primo pallone di questa gara. 45. Sì, 45. Battuta la rimessa laterale, il pallone buono per Vigorelli che va via, c'è il fallo di John, Vigorelli ancora in piedi, riesce a calciare, riesce anche a centrare la porta. 5-3, dunque ricomincia la risalita di Tua Scuola e speriamo davvero per questi ragazzi che sapranno ancora dare battaglia ai propri avversari, che adesso provano subito sicuramente a rispondere. Lo fanno adesso con Papa, ancora Papa, se li scarta a tutti. Papa giocata da PlayStation, da fenomeno questa di Lorenzo Papa, che arriva direttamente in porta col pallone e ristabilisce dunque le lunghezze. 6-3. Gira di là. Papa verso Di Nicuolo che prova ad andare via, ancora Di Nicuolo cerca il dribbling su Rotilli, non ci riesce. Allora Papa, ancora Rotilli che gli porta via il pallone, accanto a lui Vigorelli, il pallone è buono per Vigorelli, eccolo invece il gol di Tua Scuola. 6-4, riaccorciate ulteriormente la distanza, partita a scacchi questa qui, quasi tennistico il risultato. 6-4 in favore del Voltaire, ma è ancora lunga, mancano 13 minuti al fischio finale, tutto può ancora succedere. Battuto subito l'angolo, il pallone buono per Leone che riesce a trovare la deviazione e anche il gol. Ancora si fanno in avanti i ragazzi del Voltaire che non vogliono davvero perdere questo match. Papa va via in mezzo a due, altro numero di Papa, ne supera anche un terzo, poi Gatti però riesce a recuperare sul numero 10 del Voltaire. Adesso Rotilli che prova a fare il fenomeno, ancora Rotilli con l'esterno, che giocata su Viscardi prima, su Leone e poi palla messa dentro con l'esterno e ancora continua la risalita di Tua Scuola che sta davvero giocando in maniera strepitosa e ricordiamo che sono in 4 contro 5, per cui davvero va un plauso a questi ragazzi. Leone ancora che l'appoggia lì per Sinatra e subito la risposta del Voltaire che non vuole restituire entusiasmo agli avversari. Leone con per Sinatra che riesce a metterla dentro, ma Grucci questa volta non può nulla. Sinatra controlla sulla destra, va da Papa, non si chiude il triangolo, anzi sì. Va via ancora Sinatra, il numero di Sinatra che poi calcia di potenza nell'angolino basso. Questa volta Magrucci non ha potuto nulla e allora allungate ancora le distanze fra Voltaire e Tua Scuola. È buona la palla per Rotilli, leggermente troppo sul portiere. Allora si riparte con Di Nicuolo che cerca un tunnel su Gatti, fortunato questa volta Di Nicuolo. Ha spazio adesso per salire Viscardi, cerca e trova Sinatra, largo a destra, il pallone di ritorno verso Viscardi, c'è la deviazione, interviene Magrucci, poi Papa, limite dell'area verso Viscardi, ancora Viscardi, altro bacino al palo e palla in buca d'angolo e allora ancora il Voltaire che adesso sta davvero prendendo il largo. Fenomeno! Mezzo per Dini! Papa riesce ad andare via tutti gli avversari, è buono il pallone per Di Nicuolo, c'è gloria anche per lui, ma bellissima giocata di Papa che ha fatto davvero il fenomeno. Adesso sulle gambe i ragazzi di Tua Scuola che hanno retto fino all'ultimo quasi in inferiorità numerica. Da sottolineare comunque la prestazione di tutti gli avversari, ma straordinaria questa giocata di Papa per Di Nicuolo e ancora Voltaire in gol. Triplice fischio, allora vince il Voltaire in superiorità numerica contro Tua Scuola che ha davvero venduto cara la pelle. Complimenti davvero a tutti i ragazzi, grazie a voi per averci seguiti. Da Davide Miani è tutto e alla prossima.